E siamo qui alla Fiera di Udine, Casa Moderna, per presentarvi anche gli artigiani, quelli del ieri, dell'oggi e del domani. Io sono insieme al presidente di Confartigianato Udine, Graziano Tilatti, insieme per Confartigianato Gorizia anche a Leonora Postira, insieme ai nostri artigiani. Presidente, intanto una fiera che guarda ancora sempre all'artigianato in modo dettagliato, in modo sempre attento. Beh, è una fiera che nasce e si sviluppa e avrà un futuro sempre con l'animo artigiano, perché credo che immaginare una casa moderna, come è stata definita nella presentazione, solo chi l'ha creata, chi la cura e chi la guarda anche proiettata al futuro possono essere solo gli artigiani, perché la capacità e il sentimento, il cuore che il lavoro artigiano esprime difficilmente si può trovare in altre soluzioni. In ogni situazione io non riesco a immaginare, ma me lo dicono anche gli utilizzatori di queste grandi capacità degli artigiani, che senza gli artigiani le case non vivono. E in questo spazio possiamo vederne una bella rappresentanza. Siamo veramente orgogliosi e onorati di avere questa bella rappresentanza, dove si vede che il presente, il futuro viene declinato e viene realizzato attraverso le mani. Eleonora, cos'è che fa la differenza nel mondo dell'artigianato e perché Casa Moderna è un importante luogo, un importante spazio per presentare i nostri artigiani? Allora, il saper fare degli artigiani è importantissimo, sono anni e anni di esperienza e anche di tramandare da generazione di padre in figlio. Qua è la zona in cui gli operatori, gli artigiani lavorano e possono dimostrare in un luogo comune a tutti quello che sanno fare. E allora andiamoli a scoprire insieme nello spazio dedicato a Confartigianato e agli artigiani del territorio. Gialle Mobili e Arredamenti, noi siamo ad Arta Terme, progettiamo arredi di interni e facciamo mobili su misura per ogni stanza della casa. Ci trovate in fiera al padiglione numero 7 nella collettiva di Confartigianato, oppure ad Arta Terme, frazione Piano d'Arta in Carnia. Sono Lisa da Fabbra Arredi e siamo qui in fiera con alcuni dei nostri prodotti. Questi in particolare sono dei mobili di un concorso che realizziamo con delle scuole, ma facciamo mobili su misura e quindi se volete venire a trovarci siamo a Magnano in Riviera, a Udine. Allora, buongiorno, io sono Lino Deon, il cotitolare di Mobilea. Siamo qui oggi alla Casa Moderna per proporre come letto una nostra realizzazione. Ci trovate nella falegnameria d'arredamento a nave di Fontanafredda in via dei Manin in provincia di Pordenone. Sì, io mi chiamo Adriano Perin, sono titolare della ditta Rigornella assieme alla moglie. Siamo una ditta che produce mobili in abete massiccio e personalizzati. Facciamo qualsiasi tipo di mobile su progetto del cliente. Poi in fabbrica abbiamo una redattrice che lo sviluppa nella maniera migliore possibile. La nostra azienda è operativa da circa 45 anni. Se ti volete venire a trovare dovete venire a Sacile. A Sacile abbiamo l'esposizione in via Calliselle numero 1, dove lì abbiamo anche la fabbrica. Ciao a tutti, noi siamo Fabri Solutions, siamo qui con lo stand del Confartigianato e abbiamo portato dei complementi d'arredo fatti in sughero o con altri materiali ecocompatibili tipo sabbia del tagliamento oppure i marmi. Abbiamo delle creazioni fatte a mano, lavoriamo prevalentemente su commissione anche per eventi, matrimoni, cerimonie e fino ai piccoli mobili. Lui è l'artigiano Eligio e si occupa di queste cose da un trentennio e io sono la moglie Donatella. Ci trovate a Sedegliano e noi riceviamo su appuntamento, quindi basta fare una chiamata su tutti i social e abbiamo anche un e-commerce che si chiama www.fabrisolutions.com. E ci troviamo nello stand di Verzagnassi Tecnoimpianti e presentiamo i sistemi di fotovoltaici, sistemi di pompe di calore, di accumulo. La nostra ditta è conosciuta, sono tantissimi anni che siamo presenti in questa fiera. Oltre a questo stand, un altro stand in cui presentiamo sistemi di condizionamento. Siamo presenti a Udine perché in Friuli abbiamo ancora l'opportunità di avere dei grossi contributi da parte della regione, quindi è un momento buono per
ottimizzare i consumi della vostra abitazione con risparmio energetico, avendo un occhio naturalmente per l'ambiente. Sono Paolo Vidulic della Home Sweet Home, sono qui in fiera a Casa Moderna con Confartigianato a presentare il prodotto della Pratic, modello Brera, con tetto apribile, ed è un prodotto che viene molto utilizzato per gli esterni, per l'outdoor, ed è veramente un qualcosa di particolare. Ci trovate a Butrio, in via Nazionale 22/D, il negozio Home Sweet Home. Buongiorno, io sono Pier Giorgio Pirker, titolare dell'azienda Pirker Incisioni di Tarvisio. La mia azienda partecipa per la prima volta alla Fiera di Casa Moderna. È un'opportunità per far conoscere i prodotti che abbiamo dedicati al design e all'arredo di interni. In questo frangente presentiamo dei vasi in cristallo incisi al laser su nostro disegno e che sono delle opere, pezzi unici che facciamo. Alcuni esempi di altri tipi di incisione che svolgiamo su materiali diversi. In questo caso abbiamo portato la pelle montata su radici o su rami di nocciolo contorto, tipici per quanto riguarda magari adatti all'arredamento di qualche baita, di qualche taverna. Mi chiamo Franco Del Zotto, faccio parte dell'azienda Articolo 9, sono artista ma mi occupo di restauro da 40 anni e così in maniera molto disinvolta ho portato dei tavoli che rappresentano, che si ispirano al bene culturale, quindi all'opera d'arte, e realizzati con delle tecniche più svariate, dal ferro all'incisione, alla resina, alla sovrapposizione di strati. La mia sede comunque mi trovate a Codroipo, in via Friuli 1. Bene, mi chiamo Cimarosti Giovanni, sono il titolare della Euroblaze di Maniago. Mi occupo da tanti anni, praticamente da quando sono nato, perché mio padre e mio nonno facevano anche loro coltelli, di produzione di articoli di coltelleria. Noi siamo specializzati nella produzione di coltelleria da cucina e coltelleria professionale per i macelli, per i macellai e quant'altro. Nella fabbrica a Maniago adoperiamo acciai speciali, cerchiamo di essere attenti alla qualità. Ci potete trovare a Maniago, via dei Fabbri 34, altrimenti ci dovete trovare nelle fiere che facciamo in giro per l'Italia, dove presentiamo i nostri prodotti direttamente dal produttore al consumatore. E insieme agli artigiani che avete potuto sentire ai nostri microfoni, qui al padiglione 7 presso lo spazio degli artigiani di Confartigianato Udine c'è anche il giardino di Corten, dove mi trovo adesso, di Collalto di Tarcento, e anche il giardino di Depra, natura per l'architettura, di Pasiano di Pordenone. Il nostro viaggio quindi con gli artigiani continua, veniteli a trovare qui a Casa Moderna, e per saperne di più c'è il sito confartigianatoudine.it.